Buonasera da Dubai, un importante incontro con la DIAC, un'azienda italiana produttrice di agrofarmaci, agronutrienti e soluzioni per l'agricoltura biologica. Qui a Dubai, in una cornice particolare, che tra l'altro ospiti anche della Costa Crociere, ha voluto riunire i suoi migliori clienti italiani e stranieri per presentare una nuova gamma di prodotti, per parlare del nuovo rebranding, ma soprattutto per ringraziare i clienti che continuano a sostenere questa importante realtà italiana. Nuovo rebranding, nuova grafica, ma il vostro claim rimane in rapporto sulle persone e sulle relazioni. Human to human. In un mercato globale c'è ancora spazio per questo tipo di marketing? Assolutamente sì, a maggior ragione per noi che siamo un'azienda familiare, quindi lo è sempre stato in tutti gli anni, è un qualcosa che ci ha tramandato mio nonno, prima mio papà, e poi noi siamo 3 fratelli, io sono il più giovane dei 3 senior, e tutto questo che stiamo raccontando anche ai 4 junior che oggi sono operativi in azienda. Noi abbiamo qualcosa di importante da offrire, lo possiamo fare con un dialogo molto diretto con i nostri rivenditori, i nostri clienti. Lei fa parte di questa 4ª generazione, l'importanza, la responsabilità, sentendo il peso di tutta questa storia. Allora, la bellezza di lavorare con 2 generazioni al confronto e una storia lunga tanti anni è quella che tramite veramente il contributo dei senior nella saggezza e nell'esperienza e degli junior nella voglia di fare, nella voglia di pensare al futuro, sta una combinazione che ci permette di fare tanti progetti e di pensare a un orizzonte che non è quello dell'immediato, ma è quello di una strategia a lungo termine. Quindi la nostra progettualità consiste veramente nel pensare a prodotti e iniziative che ci vogliono vedere nel futuro sempre più protagonisti. Da questo incontro, Arnaldo Bovolenta, lei Veneto, azienda leader in Polesine, cosa ha dedotto? Venire dal nostro Polesine a parlare di agricoltura in questo scenario con una società come Diachem, che da quello che ho capito io sta portando avanti un discorso di sostenibilità, di innovazione. Ci hanno parlato di prodotti che vanno nella direzione di salvaguardare l'ambiente, hanno prodotti che andranno a catturare e captare il carbonio. Uno fra tutti è il Pentax 5A. Lei è un tecnico, segue il Triveneto, qual è l'importanza di Diachem per un territorio complesso, ma soprattutto con tantissime tipologie agricole come il Veneto? Siamo strutturati sempre di più a livello italiano con 5 field marketing. Io per quanto riguarda la parte del nord-est, il nord-ovest, abbiamo il sud-est, il sud-ovest e l'area centro, coordinati poi da un nostro responsabile a livello italiano e anche estero, e infine completano la squadra i capi area che gestiscono l'Italia in 3 parti e tutta la rete dei nostri agenti presenti sul territorio. Lavorare in team, lavorare con un management come i responsabili della Diachem, quanto è difficile, se è difficile, e quanto è importante? È importantissimo e tutto il successo e il risultato di questo rebranding è sicuramente dovuto a un grandissimo lavoro di squadra, perché questo rebranding non è stato un semplice cambio di nome, ma è stato un posizionamento che ci ha permesso di far emergere tutti i valori fondamentali della nostra azienda. Credo che abbiamo tutte le cartucce buone per arrivare agli obiettivi, e quello che ha detto lui prima sul futuro è la parola più importante. Il futuro è in mano a voi, ai giovani e a quelli piccoli ancora che arriveranno. Grazie di cuore.